12° cross di Galliera Veneta in provincia di Padova, primo Memorial Mario Pavan, ha visto la partecipazione di circa 1500 atleti. Un bagno di folla ha salutato la seconda edizione nazionale di una corsa campestre sempre più nota e partecipata. Il terreno di gara, disegnato fra i campi circostanti e il parco di Villa Imperiale, ha incoronato il keniano Enos Kales Kakopil, che sui 10 km della gara assoluta ha preceduto in volata il campione italiano 2023 Marco Fontana Granotto dell'Atletica Insieme Verona. Un testa a testa è loro che ha regalato spettacolo sino al fotofinish. This race is very tough because the cross country is my first time run cross country. I will stop cross country maybe 3 years ago. I don't run cross country. Now we can prepare for our race. This race is very strategic because cross country is very tough. Ci ho sperato davvero fino all'ultimo. Infatti diciamo che a 300 metri alla fine ero sicuro di non farcela. Poi ho sentito tutto il tifo di tutte le persone della mia squadra, dei ragazzi, di tutto il Veneto che faceva il tifo. Allora ci ho provato fino all'ultimo. L'ultima curva ho provato a affiancarlo, però il mio avversario ne aveva di più e è riuscito lo stesso a battermi. Abbinata inoltre al 9° Memorial Efrem De Poli, la kermesse a respiro nazionale era valevole anche per i campionati veneti di società assoluto, promozionale e master. Nella gara femminile si è imposta la veneziana Diletta Moressa del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, precedendo la trevigiana Michela Moretton di Assindustria Sport e la bellunese Manuela Bulf dell'Atletica Casone Noceto. Corona un po' quello che è il percorso che ho fatto fino adesso, perché mi richiede molti sacrifici tra lo studio e lo sport. Riuscire a conciliare tutto non è sempre così facile e quindi diciamo che ogni tanto servono anche queste soddisfazioni. Fra gli juniores, successi di Nicolas De Lorenzi della Vittorio Atletica ed Elisa Clementi di Atletica Vicentina. Ho sempre fatto questa gara, mi è sempre piaciuta, tranne l'anno scorso che purtroppo sono rimasta infortunata, non ho fatto nessuna gara. Però oggi l'ho presa un po' come un allenamento, non me l'aspettavo ed è stato molto divertente. Nelle gare riservate agli allievi, primi al traguardo Riccardo Serafini dell'Athletic Club Firex Belluno e Beatrice Vedovato dell'Atletica Martellago. Visto che avevo anche male al tendine non mi aspettavo questo risultato, ma sono molto felice e molto contenta del mio primo posto. Un po' me l'aspettavo perché avevo vinto la prima campestre a Vittorio, però durante la gara pensavo di non vincere perché il mio avversario ha imposto una gara sul ritmo molto dura, però grazie al mio finale sono riuscito a vincere. Nelle gare del settore promozionale, fra i cadetti spunta Tommaso Dariva dell'Atletica Valdobbiadene, mentre fra le cadette è Giorgia Meneghetti della Silca Ultralight Vittorio Veneto a tagliare per prima il traguardo di Galliera. Non l'avevo mai fatta questa gara e ero proprio curioso di vedere com'era il percorso ed è molto bello perché passi anche dentro la villa e anche perché ci sono molti tipi di terreni, quindi è stato bello impegnativo. Ero un po' titubante, però sapevo che comunque la gara mi sarebbe andata bene perché nell'altra a Vittorio Veneto c'è stata la salita che mi ha aiutato molto e qui invece era più su piana, però ci ho provato comunque e alla fine ho fatto una volata che mi ha permesso di vincere. Infine i più piccoli con Tommaso Pattaro dell'Atletica Audace Noale, primo tra i ragazzi, e Anna Frasson delle Fiamme Oro a imporsi tra le ragazze. Era comunque difficile e il percorso era semplice, però c'erano molti rischi anche per il campo di Pannocchi. È stata dura, però sentiero il tracciato mi piaceva, è stato divertente. Ho passato tanti sport, però dopo ho trovato uno sport dove riuscivo a sfogare, quindi sono passato qua. Filippo Barizza della Dolomiti Belluno è stato il più veloce nella batteria Under 60 Master, imitato da Giorgio Mazzer dell'Atletica Pieve di Soligo tra gli over 60 ed Elisa Comisso della Vittorio Atletica tra le donne. Cosa vuol dire la giornata di oggi per l'Atletica Galliera? Una gran vista, soprattutto complimenti a Raffica che ti danno forza di andare avanti, bello.
Ma noi abbiamo l'ambizione, permettetemi il termine, di poter essere tra le manifestazioni più importanti a livello nazionale. Abbiamo un gruppo di persone che stanno lavorando già dalla prossima settimana per la prossima edizione, quindi speriamo che nel giro di qualche anno poter essere protagonisti a livello nazionale, magari internazionale. L'Atletica Veneta sostiene questo tipo di iniziative, ma soprattutto ricordiamoci, dove c'è un'organizzazione capace, un presidente entusiasta, si può solo migliorare. Certamente per migliorare ci vogliono le forze economiche che collaborano, ci vuole un'organizzazione efficiente. Galliera Veneta ha tutto ciò che serve per diventare un cross ancora più evoluto di quel che è già. Devo anche ringraziare a tutte le associazioni del territorio, Avis, Proloco, Protezione Civile, i Fanti, i Vigili che si sono messi a disposizione per questo evento, e l'unione abbiamo visto che fa la forza.